partecipazione di alcuni esponenti di Rifondazione Comunista al funerale di Prospero Gallinari, che era un brigatista storico e partecipò al comando che rapì e uccise Aldo Moro. Ho visto che alcuni del suo partito hanno fatto una polemica esplicita su questo punto. Lei personalmente, che è sempre attento, diciamo, anche al punto di vista delle vittime, lo è sempre stato, almeno nel tema del terrorismo, che cosa pensa di questa polemica? Io condivido le preoccupazioni di esponenti del mio partito e sono anche le mie preoccupazioni. Sono andato a vedere nel merito com'è la situazione e lì l'altro giorno si sono verificati due fatti in uno. Un primo fatto personale, la morte di una persona, nei cui confronti un vicino di casa, che erano da bambini vicini, che non ha condiviso nulla, mentre quello faceva il terrorista, l'altro faceva l'operaio l'operaio metalmeccanico, mentre l'altro andava a ammazzare la gente, l'altro andava a servire lo Stato fino a diventare senatore della Repubblica. Due strade completamente diverse. Nel momento della morte, insieme al parroco del quartiere, va per umana pietà a salutare un amico d'infanzia che è morto, e quello è un fatto personale su cui non bisogna specularci sopra neanche per motivi elettorali, e non l'ha fatto certo la nostra ITV. C'è un altro fatto che è venuto grave ieri là, che approfittando della morte di un terrorista, un gruppo di ex terroristi si sono messi a rilanciare quello che hanno fatto e a rivendicare come se avessero fatto una cosa fatta bene. Di quello ci dobbiamo vergognare, contro quella gente senza se e senza ma dobbiamo esprimere tutto il nostro sdegno, e la strumentalizzazione che hanno fatto anche della morte di un terrorista, che terrorista era e terrorista resta anche dopo morto. Reggio Emilia, funerali di Prospero Gallinari, il carceriere di Moro, uno dei più famosi brigatisti italiani. Liana Barbati, una coordinatrice dell'Italia dei Valori, oggi si è risentita, lo ha espresso pubblicamente questo malessere, perché a questi funerali c'erano due esponenti di Rifondazione, di cui uno, Claudio Grassi, candidato nella lista dell'Emilia-Romagna e Rivoluzione Civile. E la sua coordinatrice ha detto è un gesto inopportuno, non doveva andare. Lei che cosa pensa? Pane pane, vino al vino? Pane pane, vino al vino. Di fronte alla morte io credo che ci vuole un gesto di rispetto da parte di tutti. Allora cominciamo a capire di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di un signore che si chiama Claudio Grassi. Giovane lui, giovane quell'altro, vicini di casa a quel tempo. Uno sceglie la strada del PCI, uno la strada del terrorismo. Uno fa il terrorista e resta terrorista, l'altro resta un baluardo di legalità che contrasta e combatte il terrorismo. E per questa ragione fa l'operaio, fa il sindacalista della CGIL, si mantiene sempre sulla retta via, rispetta ogni cosa e non ha nulla a che fare con questa persona. Diventa anche senatore della Repubblica sotto il governo Prodi. Dopodiché, il giorno della morte, va a rendere, non a fare quella manifestazione, non era in quella manifestazione, era insieme a un prete, ad un altro del Partito Democratico, ad altri cittadini comuni vicini di casa, a fare il segno della croce rispetto ad una persona che ha finito la sua vita terrena. Allora andate a leggere il Vangelo. Il Vangelo dice che ci vuole un senso di rappresentante. Un senso di pietà. Io sto dicendo, rispetto le critiche di ognuno, ma rispetto alla morte io mi riporto al Vangelo e vi prego, facciamo polemica su tutto e campagna elettorale, ma vi prego, rispetto alla morte, un gesto di dignità lo dobbiamo avere tutti quanti. E lei l'ha detto alla sua rappresentante di TV questa cosa? Lei non ha idea di quanto io voglio bene a quella persona, Barbati, lei non ha idea di quanto impegno quella persona ci mette tutti i giorni per l'Italia dei Valori e quant'altro. Lei non ha idea di come io comprendo il suo disagio, ma politicamente posso comprenderlo anch'io. Ma da questo a prenderselo con libero Grassi, state parlando di uno operaio sindacalista, persone per bene, da sempre che si è battuto per la legalità, che ha fatto lui e la sua famiglia nella vita e nella politica una battaglia di legalità. Io credo che una cosa è il principio lotta al terrorismo senza se e senza ma, altra cosa è il rispetto, o meglio, la pietà, Vangelo, la pietà verso la morte. Mi sembra un'argomentazione forte che fra l'altro pone questo problema, cioè il tempo del lutto, i morti dell'Italia civile possono essere sanati dopo la morte perché è finita la guerra. La storia non cambia, io non ho nulla da perdonare a Mussolini perché è morto,
ma dico, non bisogna però, passando davanti alla sua tomba, disputargli addosso. Perfetto. Sono due cose diverse. Io non ho nulla da perdonare a questo signore terrorista che ha fatto il terrorista, e in questo senso è imperdonabile per tutta la storia della vita. Dopodiché è morto, pace all'anima sua. Pace all'anima sua è una parola del Vangelo che riprende.